Ieri a Lampedusa visita del ministro Urso presso l'hotspot, nostra intervista al prefetto Romano sulla situazione odierna nell'isola. Tante le polemiche in città per la trasmissione di Canale 5 sulle pale eoliche che avrebbero deturpato l'immagine della Valle dei Templi, denuncia dell'assessore Giulla, interviene il sindaco della città e l'associazione ambientalista il Codacons. Sabato gazebo informativo a San Leone sull'attività amministrativa del governo Meloni, presenti diversi parlamentari regionali e nazionali. Intanto il consigliere comunale Simone Gramaglia aderisce al partito di Fratelli d'Italia. Al via ieri sera il Master Parole della Musica, organizzata dalla Strada degli Scrittori, si conclude a Siculiani il Contest Vasami, a Favara cala il sipario sulla festa delle eccellenze italiane in Europa. E per lo sport, bene l'esordio in Serie D dell'Agragas, vince per 3-0 contro l'Igea Virtus. Anche il Favara vittorioso contro la Nissa per 3-1. Benvenuti con l'appuntamento odierno di TV Notizie. Apriamo il nostro telegiornale con la situazione sugli immigrati a Lampedusa. Visita ieri del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Lampedusa, che ha visitato l'hotspot. Intanto sulla situazione aggiornata nell'isola abbiamo sentito stamani il prefetto di Agrigento Filippo Romano, il servizio. Visita ieri del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Lampedusa, ha visitato l'hotspot e il molo Favarolo. Questa mia visita è un segno di attenzione da parte del governo, ha affermato il ministro. Ha ascoltato gli operatori, il prefetto e tutte le altre autorità competenti per cercare di capire cosa si possa fare di più e di meglio, anche alla luce dei provvedimenti che i ministri Salvini e Piantedosi prenderanno nelle prossime settimane. Il ministro Urso ha richiamato ancora una volta l'Europa alla condivisione comunitaria della problematica. L'Europa, ha detto, deve capire che l'Italia non può essere lasciata sola in merito al fenomeno migratorio. Questa è la porta d'ingresso dell'Europa e l'Europa deve intervenire con noi. E sulla situazione aggiornata abbiamo ascoltato stamani il prefetto di Agrigento Filippo Romano. Lei al rientro di Lampedusa ieri mattina con il ministro Urso, insomma una situazione pesantissima, oltre 700 immigrati sono arrivati a Porto Empedocle. Ecco, ci aggiorni un po' della situazione. La situazione è che l'hotspot di Lampedusa sta soffrendo un sovraffollamento causato dal ritmo sempre crescente degli arrivi dall'Africa e al contempo non abbiamo abbastanza capacità di scaricare, per così dire, questo peso, quindi di trasferire i migranti su terraferma, quindi a Porto Empedocle e poi da lì con gli autobus in giro per l'Italia, perché le condizioni meteo si sono invece aggravate a nord dell'isola, quindi si è creata una situazione particolarmente complessa. È chiaro che passerà, basta aspettare alcuni giorni, però ogni ora che passa i migranti soffrono il sovraffollamento, questo non lo dobbiamo dimenticare. E da qui il nostro sforzo straordinario, soprattutto della Croce Rossa e delle forze di polizia, che non smetterò mai di ringraziare. Prefetto, so che avete espletato la gara per l'hotspot, la tensostruttura nuova a Porto Empedocle. Quali tempi saranno necessari per la realizzazione? Da contratto 90 giorni a far data dal 14 agosto, quando abbiamo consegnato, ma ci auguriamo che siano di meno. Fra l'altro fra poco mi incontrerò con la ditta e li pregherò di fare al più presto possibile. Ecco, molti sono preoccupati che a Porto Empedocle si possa creare una situazione analoga a quella di Lampedusa. No, non è assolutamente questo il tema. Porto Empedocle è un pezzo di Lampedusa, è un'estensione dell'hotspot di Lampedusa che serve per fare raccogliere e partire i migranti in maniera dignitosa. Sarà nell'estrema propaggine dell'area portuale verso il caos, in una zona industriale abbandonata, quindi vorrei dire non ci sarà nessun peso per la cittadinanza. E in merito alle recenti polemiche provocate da un pessimo servizio televisivo sulla nostra città, interviene l'ABA, Associazione dei B&B di Agrigento, che ritiene necessario far sentire anche la propria voce tramite il suo presidente Leonardo Usso e la vicepresidente Rosi Di Matteo. Per l'associazione ABBA si tratta di affermazioni estremamente errate, nonché nocive per gli imprenditori del settore che sono stanchi di vedere denigrato il nome di Agrigento, futura capitale della cultura. I nostri soci si uniscono in un grido di protesta e ritengono che la cattiva pubblicità che viene fatta alla nostra città danneggia la sua reputazione e il suo potenziale turistico.
E un gazebo informativo si è svolto sabato pomeriggio in Piazza Legiglia a San Leone di Agrigento, organizzato da Fratelli d'Italia alla presenza di parlamentari regionali e nazionali e dirigenti del partito che hanno illustrato ai passanti le iniziative fatte dal governo Meloni per il rilancio del Paese. Onorevole Savarino, oggi qui in un gazebo per informare la gente sulle attività del partito? Sì, noi stiamo lavorando in tutta Italia grazie al supporto dei nostri deputati nazionali. Qui abbiamo il senatore Raul Russo che è venuto a darci una mano d'aiuto per questa campagna estiva del partito di Fratelli d'Italia che si chiama Italia Vincente con Giorgia Meloni. Portiamo tra la gente quelli che sono i risultati di quasi un anno di governo, ancora non siamo all'anniversario ma insomma quasi. Tra mille difficoltà finalmente l'Italia torna ad essere orgogliosa di avere un governo direttamente eletto dalla gente e che con Giorgia Meloni fa l'interesse degli italiani. Senatore, anche lei qui ha voluto presenziare a questo evento? Assolutamente sì, insieme all'amica Giusy Savarino, a tanti amici dirigenti locali della provincia di Agrigento, consiglieri comunali, sindaci che sono qua oggi. E in questo momento in cui vogliamo raccontare quello che molto spesso a volte non viene raccontato da media interessati, cioè la vera attività che ha svolto in questi mesi il governo Meloni, i tanti provvedimenti che sono stati fatti concreti, reali, a partire dal taglio del cuneo fiscale, a partire dalla delega fiscale, a partire dal decreto lavoro e al decreto per incentivi per i dipendenti per l'emergenza caldo degli ultimi mesi e a tanti altri provvedimenti, gli aiuti alla famiglia e tanti elementi che con questo depian, che contiene anche un simpatico cruciverba da poter utilizzare in spiaggia con una simpatica descrizione di alcune problematiche dal punto di vista anche goliardico, raccontiamo quello che altri non vogliono che si racconti, cioè un governo concreto di patrioti, un governo che realmente cerca non tanto di fare chiacchiere ma di fare fatti concreti con le persone come Giusy e tanti altri amici che realmente operano sul territorio. Sull'immigrazione Agrigento è una terra calda, siamo a 2005 all'hotspot, stasera a Portempedo che ne arrivano 750, in molti chiedono forse che ci vuole un altro tipo di comportamento, un altro tipo di politica. Sì, ne siamo coscienti, infatti il rientro del Premier alle ferie già nei prossimi giorni saranno varati nuovi provvedimenti per ulteriormente contrastare l'emergenza immigrazione, stiamo lavorando con una prospettiva medio e lungo termine per chiudere quegli accordi con i paesi del Nord Africa che ci consentono di bloccare all'origine questo flusso continuo e costante. Certamente è un tema che dal punto di vista dell'emergenza sociale ma anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, sul quale non vogliamo limitare la nostra attenzione ma anzi vogliamo potenziare i nostri interventi. Assessore, anche lei qui in rappresentanza del Comune di Agrigento per Fratelli d'Italia. Sì, da militante più che da rappresentante del Comune di Agrigento, oggi siamo qui in piazza a diffondere quelle che sono le azioni che questo governo Giorgia Meloni sta portando in atto per la nostra nazione e la nostra Italia. Da amministratore locale oggi, ma da militante da sempre, abbiamo sempre scelto di stare in mezzo alla gente, in mezzo alle persone, ascoltare le persone e dire pure che non abbiamo paura di scendere in piazza perché le nostre azioni sono azioni che hanno un senso, sono azioni che sono a supporto dei nostri concittadini e sono vicini ai nostri cittadini, quindi oggi una bellissima giornata con le presenze anche del senatore, di onorevoli della regione siciliana, amministratori locali, consiglieri, sindaci, insomma una bella giornata e un bel pomeriggio d'estate insieme a tutta Italia dove stanno organizzando gazebo in lungo e largo. Coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, oggi qui a San Leone per illustrare alcune iniziative del partito. È un dovere civico del cittadino informarsi, è un suo diritto essere informato, è un compito della buona politica informare costantemente. C'è una campagna che è la campagna estiva Fratelli d'Italia 2023, una campagna che ha coinvolto almeno 300 città e che ha riguardato le zone balneari prevalentemente, perché rinchiudersi nelle segreterie significa stare lontani dalla gente. Raggiungiamo la gente nei lidi dove si sta godendo un po' di relax, a voglia anche con un cruciverba di
parlare con noi, di parlare di politica, di sapere quali sono gli obiettivi raggiunti in questi primi 12 mesi, quindi è una campagna che si intitola l'Italia vincente perché tanti sono stati i punti messi a segno, tanti ne metteremo a segno. E poi è un modo anche per ascoltare, perché ricordiamoci che dal consigliere comunale fino alla carica più alta noi siamo depositari della domanda sociale, ma se noi non ascoltiamo le piazze, le spiagge, la gente, non sentiremo più quella che è la domanda sociale. Non dobbiamo mai stancarci di ascoltare, di rimanere con i piedi per terra e di farci degni portavoce dei cittadini agrigentini così come di quelli italiani. Siamo qui tra la gente in un pomeriggio assolato, caldo, ma assolutamente partecipato nonostante le temperature. Italia vincente è lo slogan della campagna informativa con la quale Fratelli d'Italia racconta oggi in tutte le piazze italiane e anche qui ad Agrigento la prima stagione del governo Meloni. In un primo momento tutti avrebbero scommesso contro l'Italia e Giorgia Meloni nei suoi primi 9 mesi di governo smentisce tutti. Abbiamo assistito a un aumento dell'occupazione, a una diminuzione a un aumento del lavoro, a una diminuzione della disoccupazione, a dati record per ciò che riguarda il turismo, alla riforma della giustizia, nonché alla riforma del fisco amico con l'alleggerimento delle tasse e a un'attenzione importante al mondo delle professioni. Questo e tanto altro è ciò di cui parleremo e di cui stiamo parlando oggi insieme al nostro deputato regionale, ai deputati nazionali e a tutti i dirigenti locali, regionali e provinciali di Agrigento. Anche il sindaco Castellino, che ha aderito con una imponente manifestazione a Palma di Montechiaro qualche settimana fa alla presenza delle massime vertici istituzionali del partito Fratelli d'Italia, proprio al partito della Giorgia Meloni, una scelta consapevole, come diceva lei, anche da tempo, essendo lei particolarmente legato all'ex governatore della Sicilia Musumeci. Il rapporto che mi lega con il ministro Musumeci è un rapporto che mi riempie di orgoglio e di affetto, è il mio maestro politico e quindi la mia collocazione è naturale e sta dimostrando, come aveva già dimostrato da Presidente della Regione, adesso da Ministro del Governo Meloni, la sua grande capacità, il suo status istituzionale, il suo dedicarsi a tutto il territorio, in casi particolari come appunto le emergenze, visto il dicastero che ricopre. Oggi è un momento importante con tante persone, il partito è unito, presente in tutte le sue forze per dimostrare e mostrare alle persone che con tanto amore si avvicinano l'azione e la bontà del governo Meloni, perché il nostro Presidente Meloni è giorno per giorno a lavorare per la nostra nazione ed è il caso che noi ci facciamo ambasciatori di questa azione di governo, del nuovo ruolo dell'Italia in Europa, della capacità di affrontare le problematiche, delle azioni fatte in difesa dei cittadini, andando anche a prelevare sull'extragettito delle banche, in difesa di una classe media troppo spesso dimenticata. Anche sulla polemica sul reddito di cittadinanza, una polemica sterile, perché chi ha davvero bisogno continuerà a essere assistito e i dati dimostrano che gli occupabili stanno trovando occupazione e questo fa sì che il nostro prodotto interno lordo aumenti ancora di più. Siamo in una fase storica, abbiamo superato Francia, abbiamo superato la Germania e questo fa sì che con orgoglio e serenità e con il sorriso sulle labbra possiamo essere qui a raccontare il lavoro svolto, nella convinzione che il percorso è ancora lungo, molto rimane da fare, ma la strada intrapresa è quella giusta e noi siamo a fianco del Presidente Meloni, del Presidente Musumeci e di tutta questa classe dirigente che ama davvero questo nostro Paese. Giancarlo, presente anche lei a questa iniziativa di Fratelli d'Italia? Sì, è un'iniziativa importante che serve proprio per dimostrare l'impegno che il governo Meloni in questo anno ha dimostrato per migliorare quello che è il sistema della nostra nazione. Un impegno incessante a favore delle famiglie, delle imprese, a favore anche dei lavoratori con il taglio del cuneo fiscale e penso che di già i risultati si stanno vedendo. Quindi ci teniamo a dimostrare anche con questo pieghevole quello che sono tutte le attività che in questo anno il governo della destra con Giorgia Meloni ha portato avanti per il nostro territorio, quindi ritengo che ci siano veramente basi per rilanciare quella che è la nostra azione. E intanto il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, ufficializza il suo ingresso in Fratelli d'Italia.
Aderisco con entusiasmo a Fratelli d'Italia, dichiara Gramaglia, partito in cui riconosco i valori e i principi che da sempre hanno ispirato la mia azione politica, una scelta ponderata fatta anche nella convinzione che il partito del presidente Giorgia Meloni sia l'unica realtà politica in grado di dare respiro concreto e risposte alle innumerevoli istanze che provengono dal nostro territorio. Ringrazio tutti i dirigenti nazionali e locali, afferma Gramaglia, che mi hanno dimostrato stima e affetto sin dai primissimi incontri, e mi metto sin da subito, unitamente al consigliere comunale e assessore Gerlando Piparo e all'assessore Costantino Ciulla, al lavoro per la mia città. E ai gazebo di Fratelli d'Italia a San Leone era presente anche il sindaco di Ribera Matteo Rubolo. Lo abbiamo sentito per sapere le ultime novità sulla situazione politica nella città delle arance. Il sindaco di Ribera a partecipare a questa iniziativa, ecco, ma a Ribera qual è lo stato di salute del partito? C'è stato qualche problema in giunta verso di lei, insomma, con la coalizione? Ma il partito è in salute a Ribera, il partito conta il sindaco, 2 assessori, ci sono 8 consiglieri comunali, 5 che sostengono la maggioranza, 3 che erano di Diventera Bellissima, che hanno deciso ed erano in giunta con 3 assessori di lasciare la giunta per una scelta a mio parere incomprensibile, ma in ogni caso il centrodestra a Ribera è in salute perché l'intero Consiglio Comunale, 16 consiglieri su 16, al di là del ruolo che svolgono all'interno del Consiglio Comunale, sono tutti di centrodestra. C'è grande collaborazione dell'amministrazione con l'intero Consiglio, e proprio di ieri sera la notizia è che è stato votato all'unanimità il conto consuntivo. Tutti i provvedimenti passano col voto unanime del Consiglio Comunale, provvedimenti più importanti, segno che c'è collaborazione e che quando si lavora nell'interesse della collettività, della comunità, i piccoli egoismi vengono messi da parte, come è giusto che sia. Quindi diciamo che sicuramente lavoriamo tutti in sinergia per il bene della collettività. Il partito cresce. È un partito che cresce non soltanto a Ribera, in provincia, ma cresce a livello regionale e a livello nazionale. Grazie al lavoro fatto dal leader, dalla nostra Premier Meloni, che ha ridato credibilità all'Italia, sia in ambito internazionale, sia nei rapporti a due con gli altri Premier internazionali. Un Premier che sta dando risultati, un governo che ha fatto abbassare l'inflazione, un governo che ha avviato la riforma del processo penale in senso più liberale, un governo che ha fatto provvedimenti che aiutano le imprese, che va nella direzione di far crescere il lavoro e di far crescere l'occupazione. Sono tutti provvedimenti che il governo Meloni in appena 9 mesi ha fatto, che questo governo ha realizzato e che ha permesso alla nostra Italia di superare Francia e Germania nei risultati. Quindi siamo soddisfatti, la gente in Italia ha scelto bene, ha visto in Giorgia Meloni un premier capace, responsabile e soprattutto coerente, che sta portando avanti un lavoro nell'interesse della nazione. Da qui a fine anno quali provvedimenti pensa di adottare per la buona amministrazione a Ribera? Ma adesso con l'approvazione del consuntivo, Ribera è stato tra l'altro uno dei primi comuni della provincia ad approvare il preventivo nel mese di giugno, noi sblocchiamo risorse per la nostra comunità, abbiamo chiuso con un avanzo di amministrazione notevole. Dopo 2 anni di sacrifici siamo riusciti a risanare un disavanzo che era di circa 2 milioni di euro e abbiamo chiuso con un avanzo di amministrazione adesso di 24 milioni di euro che, tolte le somme vincolate e gli accantonamenti previsti per legge, ci permetterà di sbloccare risorse per investimenti per 1.600.000 euro e per spese correnti per 670.000 euro. Adesso siamo impegnati, da oggi gli uffici sono impegnati a lavorare per i progetti da realizzare, per impegnare le risorse da spendere ed avviare entro fine anno. È al via ieri sera presso la chiesa di San Lorenzo il Master Le Parole della Musica, organizzato dalla Strada degli Scrittori e dalla Treccani. È stata la volta dell'attore cantautore Salvo Piparo. Stamani l'inaugurazione del Master di Scrittura alla presenza del prefetto romano, del responsabile della Treccani Rossella Calabrese e di Settimio Cantone, presidente dell'AICA.
Nel cuore di Agrigento, capitale della cultura, 2025 torna il Master di Scrittura organizzato da Treccani e Strada degli Scrittori. Una scuola estiva dal 27 agosto al 3 settembre al Polo Culturale San Lorenzo di Agrigento in via Atenea. Il Master della Strada degli Scrittori quest'anno ha per tema le parole della musica, con riferimento ai nuovi poeti, ai versi delle canzoni, alle strofe, ai ritornelli, agli accordi, canti e poesia. Ieri sera l'appuntamento serale presso la chiesa di San Lorenzo con l'attore e cantastorie Salvo Piparo. A 10 anni dalla costituzione della Strada degli Scrittori abbiamo raddoppiato la proposta. Ogni sera il Festival della Strada, mattina e pomeriggio il Master di Scrittura. Quindi 2 eventi che si incrociano e cominciamo con il primo show di Salvo Piparo, il cuntista che ci racconta i problemi di oggi con un grande ritmo, con un'esplosione di vocaboli, anzi attraverso il suo scordabolario, lo chiama così. Ebbene, è un modo per giocare un po' sulle parole che negli altri anni abbiamo concentrato sul tema dell'impegno civile, delle parole della Costituzione, del riscatto civile. Quest'anno abbiamo orientato tutto sulle parole della musica e quindi abbiamo tanti cantautori, tanti showman, abbiamo delle attrici, abbiamo delle scrittrici importanti, da Stefania Auci a Ester Pantano, Gaetano Savatteri e tanti altri, Peppe Servillo, Claudio Baglioni. Quindi le lezioni di mattina e pomeriggio saranno un'esplosione di interesse proprio per gli iscritti, per la platea degli iscritti, ma la sera la Strada degli Scrittori fa un dono alla città. Purtroppo all'interno del polo San Lorenzo della diocesi di Agrigento, ho detto purtroppo perché abbiamo dei posti contenuti e quindi bisogna prenotarsi e magari qualcuno resterà fuori, purtroppo, però il luogo è straordinario e la diocesi di Agrigento ha consentito alla Strada degli Scrittori di fare questo dono alla città proprio nella prospettiva di Agrigento capitale 2025, capitale della cultura, e quindi consideriamo questo omaggio una sorta di numero 0 per costruire un Festival della Strada sempre meglio negli anni successivi. Raggiungere l'obiettivo dei 10 anni, Felice, quanto è importante? Ma è importante perché noi lavoriamo tutto l'anno nelle scuole, lavoriamo tutto l'anno conducendo per mano i viaggiatori consapevoli ben oltre la Valle dei Templi o la Scala dei Turchi, che ovviamente bisogna vedere, ma tutti intorno abbiamo una serie di piazze della capitale della cultura. Le piazze sono le città di Sciascia, Pirandello, Camilleri, e lì ci sono luoghi straordinari, dalle miniere alle grotte ai conventi, e le storie che poi si trovano nei loro libri. Quindi intrecciamo un po' la piacevolezza di trascorrere delle giornate rilassanti con la possibilità di andare via con un arricchimento culturale. Ne sono felice, ovviamente ne sono molto orgoglioso, e per me è un momento di ritrovo anche verso la città di Pirandello. Ci arrovelliamo per raccontare quello che comunque Pirandello ci ha dato come spunto e quindi cerchiamo di reinterpretarlo. Il racconto, raccontare il conto, la narrazione, ma nella sua sintesi la parola, mettere in fila le parole. Dobbiamo riuscire a mettere in fila le parole per dare un senso anche al rosa e al nero dei nostri racconti. Io sono palermitano, ma queste contraddizioni in qualche maniera non sono sempre leggere, sono contraddizioni alle volte anche pungenti. I fatti di cronaca che sono accaduti anche ultimamente in qualche maniera ci arrovellano, e quindi come possiamo raccontare stasera in nome della leggerezza? Cercheremo di farlo, ma cercheremo anche nel prologo di spiegare come nasce un racconto, come nasce un conto, l'antica arte della narrazione attraverso le sue dominazioni prende forma, la metrica greca, la focosità degli spagnoli, e poi c'è questa componente siciliana e ancora dei contastorie che non sono cantastorie, per cui si rifanno agli Aedi.
Tutto questo cercherò di sintetizzarlo insieme alle musiche del maestro Michele Piccione, che insieme a me racconterà, lui con i suoi strumenti della tradizione antica, io con la tradizione orale. Gli strumenti come la ghironda francese, la lira, il marranzano, i tamburi con queste pelli siciliane, in qualche modo la mistura è pronta, tutto questo in nome dell'inclusione, perché fare un conto oggi significa affacciarsi in un grande condominio che è il Mediterraneo. Stamani l'inaugurazione del corso di scrittura alla presenza degli studenti, del prefetto romano e del responsabile della Treccani, Rossella Calabrese, e del presidente dell'AICA, Settimio Cantone. Sì, è molto bello, fra l'altro in un periodo difficile, funestato da difficoltà climatiche e difficoltà soprattutto nell'arrivo dei migranti in grande quantità sull'isola di Lampedusa. Insomma, è piacevole poter aprire una parentesi di riflessione e di cultura, anche perché le due cose non sono separate. La cultura è uno strumento fondamentale per interpretare la realtà. Se la realtà non la vogliamo subire passivamente e supinamente, dobbiamo cercare di leggerla. Si legge attraverso ciò che è già avvenuto, che è stato scritto, su cui è stato riflettuto, e con ciò che noi possiamo aggiungere a questa riflessione. Questo si chiama cultura. AICA ha voluto essere presente a questa iniziativa culturale perché riteniamo che abbiamo il dovere anche di restituire al territorio e favorire tutte quelle occasioni di crescita che il territorio ci propone. Abbiamo acquisito 3 borse di studio come AICA per i figli dei dipendenti, perché riteniamo che è giusto che anche tutti i fermenti culturali che nascono in queste città devono vedere anche le istituzioni presenti per favorire questo fermento giovanile. Ne siamo felici e speriamo, vista la validità dell'iniziativa, di poter contribuire anche negli anni futuri. Treccani ha come scopo principale quello della diffusione della cultura, della formazione, ovviamente del patrimonio letterario italiano, quindi uno dei nostri obiettivi è anche quello di andare sul territorio a sostenere iniziative che possano valorizzare la lingua italiana, la formazione verso i temi della scrittura e ovviamente in questo caso anche l'unione tra 2 arti importanti che sono quella della musica e della scrittura. Treccani Accademia è la scuola di formazione del gruppo Treccani e noi cerchiamo di tradurre tutto quello che è il vasto patrimonio editoriale, culturale, autoriale di Treccani in competenze e formazione. Quindi per il 2º anno consecutivo Treccani Accademia sostiene ed è partner del progetto e il nostro obiettivo è quello di coniugare la capacità di scrittura con quello che è la straordinaria trasformazione delle parole in musica. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Con la cerimonia di premiazione del Contest Vasami si è conclusa a Siculiana l'estate mediterranea 2023. A vincere sono stati Giacomo Casuzzi e Nadia Lazzas. Soddisfatto il sindaco Zambito, che ha visto Siculiana al centro delle manifestazioni estive del nostro territorio. Chi si aggiudica il premio del Contest Vasami? Natalia e Giacomo! Davvero un'estate straordinaria, iniziata a luglio, si conclude adesso dopo 2 mesi intensi di teatro, musica, moda, libri, mostre e il Contest Vasami, che è davvero un evento che ha suscitato tanto interesse, tanta partecipazione e che ci consentirà, attraverso gli scatti che sono pervenuti, di realizzare attraverso un bacio il calendario 2024 della città degli sposi. Il bacio doveva significare, oltre una manifestazione di affetto tra madre e figlio, tra amanti, tra coniugi, doveva anche in qualche modo individuare uno scorcio, un vicolo, una piazza, una spiaggia del nostro comune, affinché oltre al bacio ci fosse anche questo contesto molto bello che vogliamo valorizzare e che ci consentirà attraverso il calendario di promuovere ancora di più. È stata questa un'estate ricca di eventi, estate mediterranea 2023 che veramente ha avuto e ha visto di tutto a Siculiana, dallo spettacolo al cabaret alla moda, possiamo dire alla cultura non è mancato niente. Oggi la serata conclusiva, possiamo dire la ciliegina sulla torta, il contest più romantico dell'estate, Vasami, che ha avuto la sua conclusione con la proclamazione di un vincitore, con la foto veramente più romantica dell'estate. Siamo veramente contenti e soddisfatti di come è andata la nostra estate siculianese.
E cala il sipario sulla quinta edizione delle Feste delle Eccellenze Italiane in Europa che si è svolta a Favara, organizzata dalla Fondazione Italiani in Europa, diretta dal professor Giuseppe Arnone di Favara. Cala il sipario sulla quinta edizione della Festa delle Eccellenze Italiane in Europa. Quest'anno il tema proposto è stato «Gli italiani all'estero sono eccellenti». L'edizione del 2023 ha rappresentato per la Fondazione Italiani in Europa, diretta dal professore Giuseppe Arnone di Favara, la presa di coscienza che la festa rappresenta una sorta di richiamo all'identità nazionale. Essere italiani all'estero è una straordinaria opportunità. Parecchi temi trattati, nuove norme per la tutela dei diritti all'estero, norme per la fiscalità di chi torna a investire in Italia, reti di università e soprattutto difesa del Made in Italy. La prossima edizione, afferma il professore Giuseppe Arnone, si occuperà nello specifico di tradizione, cultura ed enogastronomia. È prevista altresì la pubblicazione di un libro che tratterà nello specifico la genesi della festa, giunto ormai alla sua quinta edizione con i relativi premiati. A ottobre una delegazione della Fondazione Italiana Europa si recherà negli Stati Uniti per conoscere ed estendere nell'ambito della comunità italiana la nostra azione sociale e aggregativa. Allerta meteo in Sicilia, diverse le zone che hanno interessato la nostra isola, in particolare quella della zona del Trapanese, creando non pochi problemi all'aeroporto di Trapani Birgi, diversi voli che sono stati dirottati su altri aeroporti siciliani per via degli incendi che sono stati appiccati nelle strade adiacenti alla struttura aeroportuale, problemi anche nelle altre parti della Sicilia. Giornata di grande caldo e roghi, quella di ieri in Sicilia. Sono stati almeno 50 gli incendi in tutta l'isola che hanno impegnato forestali e vigili del fuoco su decine di fronti. 4 gli incendi divampati nell'Agrigentino, roghi nel Nisseno, nel Catanese, nell'Ennese e nel Palermitano, in cenere diversi ettari di macchia mediterranea, cumuli di immondizia e case rurali. Critica la situazione anche nel Trapanese, interessati dalle fiamme diversi centri e soccorritori costretti a sgomberare la tonnara di Scopello, da dove circa 200 turisti sono stati portati in salvo via mare. Chiuso ieri l'aeroporto di Birgi con voli dirottati su Palermo. Code di auto si sono formate in diverse arterie stradali a causa degli incendi divampati e danni incalcolabili in diversi territori, all'ambiente e all'economia. A Messina, già nella giornata di sabato 26, la squadra boschiva del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è stata impegnata in località Cataratti Casazza per contrastare un incendio boschivo che ha distrutto diversi ettari di boscaglia. Attivato il DOS, direttore operazioni spegnimento dei Vigili del Fuoco, che ha coordinato i lanci aerei dell'elicottero della Forestale Regionale e del Canadair dei Vigili del Fuoco. Sono stati effettuati circa 100 lanci di acqua. Nella provincia messinese, roghi anche a Castellumberto, Librizzi, Milazzo, Gioiosa Guardia e Patti. Ancora notte di paura, quella appena trascorsa nel Palermitano dopo le decine di incendi di ieri, e flagellata in particolare la costa trapanese. Nella notte la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono stati impegnati su diversi fronti per gli incendi alimentati da un forte vento di scirocco e che hanno minacciato anche case e attività commerciali. Un rogo è divampato sulla Palermo-Mazzara del Vallo, costringendo gli automobilisti a uscire dallo svincolo di Balestrate, un altro lungo la Palermo-Agrigento nella zona di Villabate e un altro ancora sulla Palermo-Sciacca nella zona di San Giuseppe Jato. Anche Messina si è svegliata con rumore dei Canadair, una forte puzza di bruciato e l'incendio che ieri si è sviluppato sui Colli Sarrizzo, che continua a minacciare ampie zone boschive, alimentato dal vento di maestrale. Le squadre della Forestale, coadiuvate dalla Protezione Civile, sono in azione via terra e con lanci d'acqua dall'alto. In servizio stamattina 2 Canadair a Salemi nel Trapanese, 2 a Messina sul torrente Cataratti e 2 a Montagna Reale nella zona tirrenica del Messinese. Elicotteri impegnati nel Palermitano, nel Trapanese e nel Messinese. E passiamo ora alle notizie sportive con un'ampia pagina dedicata alla vittoria dell'Akragas, che ha ben visto l'approccio contro l'Igea Virtus e ha vinto per 3-0. La partita rientra nei preliminari per la qualificazione in Coppa Italia. Il servizio di Carmelo Lentini. Un Akragas manovriero, veloce e tatticamente ben disposto supera il preliminare di Coppa Italia con la nuova Igea grazie ad un tris di rete ed accede così al turno successivo.
Primi minuti aggressivi dai ragazzi di Marco Coppa, che dopo qualche sortita pericolosa in avanti passa in vantaggio sugli sviluppi di un penalty. Tutto succede al 17°, l'Agregas batte un calcio di punizione dal limite contro un pino. Il pallone cozza contro un braccio di un difensore barcellonese e per l'arbitro non ci sono dubbi nel concedere il calcio di rigore. L'argentino Yama dal dischetto supera il portiere Sarupoli. La gara si ravviva ulteriormente, la compagine ospite del tecnico Ferrara cerca qualche sortita con Isgro, supportato dalla verve di Giovanni. I biondo, Moi e Longo, ma la difesa di casa tiene bene. Fatale gli ultimi minuti del tempo, con l'Agregas che va a segno al 44° con Rechichi, che insacca sotto porta dopo un paio di respinte corte della difesa barcellonese. Poi ci pensa Lemura al 45°, con un diagonale alto all'incrocio, a chiudere i conti. Un primo tempo bello da parte a Cragantino, che mette in evidenza la buona intesa dei vari reparti e la mobilità dei giocatori con diversi giovani under al top della forma. Lungo l'elenco di Mauro, Lemura, il portiere sorrentino abile nelle uscite, ma c'è anche la prova convincente dei vari Sanseverino, Giama, Trombino, Echeverria e Rossi in difesa. Nel secondo tempo l'Agregas avrebbe potuto dilagare e sono state davvero diverse le occasioni per andare a segno con lo stesso Lemura, Sanseverino, Di Mauro e Rechichi. Poi la solita girandola di sostituzione e spazio per altri giovani di grande prospettiva. Adesso, domenica prossima 3 settembre, arriva una nuova sfida di Coppa con il Ragusa, però all'Aldo Campo. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Credo di sì, credo che oggi l'Agregas abbia fatto, soprattutto nella prima frazione di gioco, abbia fatto veramente una bella partita. Oltre ad essere stata una partita di grande intensità, di grande attenzione tattica, ma poi sono state fatte alcune giocate, come dici bene tu, che hanno anche fatto divertire chi era presente qui allo stadio oggi. Per cui sono molto soddisfatto e contento dei ragazzi. Tatticamente e tecnicamente che partita è stata? Devo dirti che tatticamente è stata una partita preparata molto bene perché, come ho detto in settimana, io conosco bene loro, avendoli affrontati l'anno scorso 4 volte, conosco bene il mister, conosco come approccia le gare a prescindere dall'avversario e quindi diciamo che noi siamo stati bravissimi ad affrontare durante la settimana, a fare nostri alcuni concetti, alcuni principi e a metterli in atto oggi, devo dire veramente alla lettera. Ai ragazzi non posso dire nulla, è stata veramente una bella partita e poi ovviamente la tenuta atletica per alcuni ancora non può essere al 100%, dobbiamo aspettare ancora un po'. Sì, vai. Parlavi di tenuta atletica, a che punto è la tua Agregas dal punto di vista percentuale, se possiamo darla? Sì, no, ma io vorrei dare una percentuale generica, ma non posso perché purtroppo ci sono alcuni giocatori che la condizione la prenderanno prima inevitabilmente per caratteristiche, per costituzione e alcuni che la prenderanno dopo, per cui c'è ancora qualcuno che lo dovremmo aspettare ancora qualche settimana probabilmente, però devo dire in linee generali ragazzi per 70 minuti li ho visti quasi tutti bene. Ho visto tanta roba buona, nel senso che avete fatto decisamente a livello tattico e tecnico un ottimo lavoro. Io li ho seguito tanto in allenamento, ho visto anche come ha giocato le prime amichevoli, quando anche insomma si trattasse di uno studio. Oggi vi siete messi a 4, ma vi siete messi con un 4-2-4 che a noi ricorda l'Agregas di Feola che vinse il campionato, dove a centrocampo c'erano Baiocco, Trofo, qua abbiamo Lemura, Sanseverino e lì davanti una batteria di attaccanti che è davvero formidabile, sia allora che quella di oggi. Come è passato a questo 4-2-4? Se mi sono sbagliato mi corregga. No, non ti sei sbagliato, io sono passato a un 4-2-3-1 più esattamente perché inizialmente quando è iniziata la preparazione avevo in testa di giocare con una difesa a 3, però dopo una decina di giorni ho chiamato il mio staff e ho pensato e ho detto loro che non era più possibile perché non c'erano le caratteristiche di alcuni dei miei giocatori per poter fare quel tipo di sistema
e a quel punto è l'allenatore che si deve mettere a disposizione dei giocatori che ha nel proprio organico, e quindi sono stato io a mettermi a disposizione loro. Mi fa piacere perché il 4-2-3-1 è un sistema che a me piace tanto, è quello che porto avanti da tanti anni e quindi lo conosco perfettamente bene. Oggi ho la conferma che probabilmente questa è una squadra che può fare benissimo anche il 4-2-3-1. Cosa ti è più piaciuto al di là del risultato ampio? Quindi... Mi è piaciuto devo dire la verità, sembrerà paradossale, ma a me è piaciuta tantissimo la fase di non possesso della mia squadra oggi. C'è uno spirito di sacrificio da parte di tutti, soprattutto da parte degli attaccanti, che è la cosa che mi fa più felice. Voi avete parlato di giocate, sì è vero, abbiamo tanta qualità, si sono viste delle belle cose, però la cosa che mi fa più felice è stata invece la fase di non possesso, perché posso fare affidamento su quei giocatori anche un po' più avanti con l'età, con l'esperienza, posso fare grande affidamento perché corrono tutti all'indietro quando c'è da correre tutti all'indietro, e questa è la cosa che davvero mi fa più felice. Santo Russo, vittoria importante dell'Akragas che batte l'Igea Virtus 3-0 e passa il turno in Coppa Italia. Sì, una vittoria importante, era importante iniziare col piede giusto per noi, per la piazza, per i tifosi, per il mister, la squadra, e ci siamo riusciti. È stato un primo tempo importante dell'Akragas, poi un secondo tempo di controllo. È andata bene. Tutti hanno giocato una partita oltre la sufficienza, soddisfatti dell'organico messo su? Sì, soddisfatti di quello che abbiamo fatto, che hanno fatto i ragazzi, hanno risposto nel campo e speriamo di continuare così. Direttore, un'Akragas quasi perfetta, batte nettamente l'Igea Virtus e accede al secondo turno di Coppa Italia. Sì, dai, diciamo che è stata una gara fatta bene, giocata bene nel primo tempo, gestita nel secondo tempo. Si vede che stiamo smaltendo i carichi di lavoro, ma non bisogna esaltarsi più di tanto perché è sempre calcio d'agosto. In evidenza i giovani hanno segnato Rechichi, che non è più un under ma è un 2002, e poi gran partita e gol di Lemura. Sì, noi paradossalmente guardiamo più i nostri giovani perché, chiamiamoli tra virgolette anziani, li conosciamo abbastanza bene. E devo dire che i nostri giovani stanno uscendo bene, era quello che ci auguravamo e perciò siamo contenti. Quanto è importante iniziare col piede giusto la stagione? Ma guarda, vincere fa sempre bene, si dice che la vittoria è la panacea di tutti i mali, perciò vincere fa sempre bene. Come avevo detto ieri, noi tenevamo al passaggio del turno, abbiamo fatto una buona gara, bene nel primo tempo, ma paradossalmente mi è piaciuto di più il secondo tempo perché abbiamo gestito la gara, l'abbiamo gestita bene senza rischiare nulla. L'ingresso in campo delle due formazioni, buon lavoro al cameraman Marco Lamendola. E questa è la Serie D, amici sportivi, una promozione strameritata dalla squadra bianco-azzurra, meritata anche dall'Igea Virtus, e oggi inizia la stagione ufficiale. Sugli spalti circa 800 spettatori, una buona presenza di pubblico per una gara di Coppa Italia, siamo ancora in piena estate. Eccole qui i nostri tifosi in curva sud, temperatura intorno ai 28 gradi. Siamo dentro il primo tempo di Akragas Nuova Igea Virtus. Pallone per Lemura, palla sul secondo palo per Di Mauro, la conclusione a giro, palla fuori di un niente, applausi per l'Akragas che gioca un buon calcio. Parte Trombino, c'è un netto fallo di mano e calcio di rigore per l'Akragas. Si è alzato il braccio, parte Jama, la conclusione, ha segnato l'Akragas, Christian Jama, 1-0, rigore perfetto, chirurgico. Verdura, attenzione, Di Mauro, passaggio per Jama, poi Trombino, la parata, super di Staropoli. L'Akragas è ancora lì. Battista Sena, poi la conclusione e la parata facile di Sorrentino, ci ha provato Moi. Palla sul secondo palo, Rechichi con la testa, palla fuori di un niente, applausi per l'Akragas, vicino al secondo gol. Leone, carica il destro, Sorrentino.
che parata di Sorrentino, palla in angolo. Palla sul secondo palo per Rechicchi che stacca di testa, Rechicchi salva sulla linea ancora Rechicchi, ha segnato ancora l'Akragas con l'under Rechicchi, insiste l'Akragas, Di Mauro, Jama vuole palla sul secondo palo, Litteri, Jama che palla per le Mura e sono 3, le Mura, Akragas 3, IGEA Virtus 0 al 45esimo. Non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo dominato dall'Akragas che va al riposo. Siamo dentro il secondo tempo di Akragas Nuova IGEA Virtus. Poi la conclusione, Sorrentino con una mano, palla in angolo, bella parata di Andrea Sorrentino. Leone si accentra, Leone carica il destro, la conclusione, palla in curva nord. Jama per Sanseverino, carica il destro, la conclusione, la parata in angolo di Staropoli che salva la porta dell'IGEA. Fischia Angelo, parte lungo, un tiro in porta, Sorrentino, attack su Guantoni, la palla è sua. Eceverria per Trombino, Litteri arriva prima sul pallone, poi chance importante per Greco, il destro di Greco. Palla alta sopra la traversa, Akragas vicina al poker di reti. Fischietta in bocca per Angelo. Finisce qui. Akragas IGEA Virtus vince l'Akragas nettamente e con grande merito per 3-0. Anche il Pro Favara, la meglio nel suo esordio in Coppa Italia, vince con un bel 3-1 sulla squadra della Nissa. C'è Giuseppe Moscato che ci racconta com'è andata. Buona la prima per la Pro Favara che sul neutro di Porto Empedocle, a causa della temporanea indisponibilità dello stadio Giovanni Brucoleri, interessato da lavori di ristrutturazione e ammodernamento, batte la Nissa per 3-1 nella gara di andata della Coppa Italia Dilettanti. La formazione di mister Gaetano Catalano, che ha mantenuto lo schema portante della passata stagione dove ha disputato i play-off, ma che si è anche rafforzata con mirati e precisi innesti di giocatori di categoria superiore, con il preciso intento di vincere il campionato, ha superato la forte Nissa passando in vantaggio per ben 2 volte e chiudendo l'incontro con un meritato 3-1. Tutto sommato è stata una bella prestazione per entrambe le squadre, sicuramente ancora non al top della forma, che hanno giocato sotto un sole africano con un caldo asfissiante a causa del quale il direttore di gara ha concesso 2 rinfreschi extra con 2 stop supplementari del gioco di qualche minuto al 20° sia del primo che del secondo tempo. Il gol del momentaneo vantaggio della Pro Favara arriva al 30° con una bella pennellata di Ficarotta per Miano che insacca. Subito pronta la reazione della Nissa di mister Nicolò Terranova che ristabilisce la parità al 33° con Angudiac che sorprende tutti in area. La Pro Favara riassette i ranghi e ritorna in vantaggio con Filippo Caternicchia, crediamo il migliore in campo in assoluto. Nella ripresa la Nissa tenta in più occasioni di riagguantare il risultato, ma nel momento di maggiore sforzo arriva la terza rete per la Pro Favara. Ficarotta mette il pallone sui piedi di Cannavò che supera il portiere ospite. Va così alla Pro Favara il primo round della stagione che la vedrà sicuramente protagonista del campionato d'eccellenza unitamente alla Nissa. Entrambe le compagini infatti non nascondono certamente le velleità di vittoria finale, ma sentiamo le opinioni della partita dei 2 allenatori e dell'ottimo Caternicchia. È stata una partita tosta come sapevamo, si sono incontrate due grandi squadre. Le squadre che all'inizio del campionato sono state nominate le squadre che devono lottare per la vittoria finale. Credo che c'è stata una partita tosta, maschia, si sono viste delle belle cose, sicuramente ancora entrambe le squadre non siamo a top, il caldo è stato anche abbastanza pesante, però sono abbastanza soddisfatto di quello che ho visto da parte della mia squadra. Abbiamo giocato tanti bene, siamo stati bene anche in campo, abbiamo saputo soffrire,
abbiamo fatto 3 gol e secondo me potevamo farne anche qualcuno in più, però dico va bene così, sappiamo che la qualificazione è ancora aperta e quindi abbiamo una settimana per prepararla come si deve e poi andremo a giocare a Caltanissetta. La squadra è completa in tutti i reparti, è vero che ancora la condizione non è al meglio, ma anche il caldo non è che ti aiuta, infatti oggi 23-24 minuti l'arbitro fermava un po' di minuti la partita e credo che sia stata la cosa giusta. Credo che bisogna migliorare sotto questo punto di vista e poi a livello di qualità credo che abbiamo una grossa qualità in tutti i reparti, quindi in questo senso sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione. Sappiamo che ogni partita ha la sua storia e se vogliamo arrivare fino alla fine bisogna lottare tutte le partite per raggiungere un obiettivo che per noi è così importante e fondamentale. L'abbiamo preparata abbastanza bene durante la settimana, oggi faceva molto caldo e quindi le energie spese sono state tante. Adesso pensiamo a recuperare e ricominciare martedì perché domenica ci rincontreremo e quindi questo, sono contento per tutti noi perché abbiamo fatto bene. Contento per la prestazione ma anche per il gol del momentaneo vantaggio. 2-1. Sì, Com'è sì. stato? È stato un gol di ripartenza con, se ricordo bene, con Calo Giorlapiana che ha aperto su Luca e poi sono andato dentro e ha fatto gol. Che Favara ha vinto, grande merito a loro, abbiamo affrontato una squadra che come ho detto nel pre-gara è una squadra che negli ultimi 3 anni ha migliorato sempre la posizione in classifica, una squadra abituata a giocare nei quartieri alti. Probabilmente noi invece ancora dobbiamo capire che questi campionati si giocano con grande sacrificio. Ho visto grande personalità nella mia squadra quando abbiamo preso gol, abbiamo recuperato subito, poi ingenuamente forse per troppa generosità abbiamo preso una ripartenza micidiale che sapevamo perché in settimana avevamo studiato gli avversari, poi nel secondo tempo credo la partita l'abbia fatta la Nissa, però ripeto grande merito e complimenti a Favara che ha portato a casa i punti che sono quelli che alla fine non contano. Ecco, per il ritorno allora cosa deve cambiare per riuscire a sopperire? Dobbiamo essere più attenti, dobbiamo lavorare meglio nella nostra fase di possesso palla con le marcature preventive e dobbiamo essere più cinici sotto porta. Oggi credo che al cospetto di una squadra ben attrezzata abbiamo tirato 11 volte nello specchio della porta e non è poco. E adesso scendiamo di categoria. In eccellenza si è giocata l'andata dei 16esimi di Coppa Italia e noi ci occupiamo direttamente dell'eccellenza Girone A. Il ritorno ora di queste gare saranno giocate tra una settimana a campi invertiti. Dunque Casteldacce d'Aspra è terminata 1-1, Don Carlo Misilmera ha vinto con il Marineo 4-1, Folgore Sciacca perfetta parità 2-2. Il Geraci ha perso in casa con il Castelbuono per 0-3 e sconfitta la Nissa con la Pro Favara per 3-1. Ricordiamo che questa partita si è giocata sul campo in erba sintetica di Porto Empedocle al Collura e a porte chiuse. Ricordiamo i marcatori: hanno segnato Miano, Caternicchia e Cannavò per quanto riguarda la Pro Favara, mentre per la Nissa ha accorciato le distanze a Gudiac. Il derby Mazzara 46, Mazzara è terminata 2-3, quindi ha vinto la seconda squadra di Mazzara. Poi c'è un altro risultato un po' clamoroso: il Fulgatore ha vinto con l'Accademia Trapani per 2-0, mentre sabato scorso l'Athletic Club Palermo ha sconfitto il Castellammare per 2-0. Bene, prima di chiudere il nostro telegiornale ricordiamo che stasera si conclude a Favara la festa di San Giuseppe, tanto partecipata, con il concerto di Anna Tatangelo. E questo è tutto per l'edizione di oggi di TV Notizie. Vi diamo appuntamento prossimamente e vi auguriamo una buona serata.